Teleradio Pace Chiavari nasce il 23 maggio del 1990 da un'intuizione dell'allora vescovo Monsignor Daniele Ferrari. Di ritorno da una riunione della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Ferrari coglie l'opportunità che uno strumento di comunicazione che vada non solo di campanile in campanile, ma di tetto in tetto, possa contribuire in modo efficace e sempre più capillare all'opera di evangelizzazione. Sono anni in cui la Chiesa italiana, intuita la potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione, decide di investire in quelle che il Concilio Vaticano II definirà meraviglie. La tendenza che ha avuto la Chiesa negli anni 80-90 a ritenere che, ottima scelta, potenziando i suoi strumenti mediatici, la Chiesa che è andata in rete, una Chiesa che è andata sui social, il Papa che manda il tweet, ok. Le televisioni diocesane come quella che ci riprende, come quella che si trova nella mia diocesi, sono delle possibilità impensate, belle, che il Vaticano II chiama meraviglie. Oggi Teleradio Pace è nuovamente di fronte alla necessità di mutare un sistema di trasmissione in continua evoluzione. La costante sono stati i pilastri solidi dai quali l'emittente ha preso le mosse: provvidenza, solidarietà, volontariato. Il servizio Telepace è una passione che ti prende, chi come me dal 1994, proprio perché Telepace vuole essere ed è una televisione comunitaria, quindi una televisione di tutti per tutti, e per questo l'impegno dei volontari è fondamentale. Negli anni l'impegno è cresciuto e oggi, con una copertura territoriale che raggiunge l'intera regione, Teleradio Pace rinnova il proprio servizio alla collettività attraverso 5 canali digitali, di cui uno, il 187, dedicato solo all'informazione, un canale HD, una stazione radio e i social media, strumenti al servizio della parola di Dio e dell'uomo nello spirito di chi da sempre dà voce ai valori.